Adesso iniziamo invece la seconda parte del convegno, in cui andiamo a raccontare esempi di buone pratiche, esempi che si stanno realizzando sul territorio. Chiedo quindi al dottor Pellizzaro di avvicinarsi e lascio la parola. Ricordo il dottor Pellizzaro è il fondatore di Climalia, magari ci racconterà anche che cos'è, e lo ringrazio. Va bene, intanto buon pomeriggio, cercherò di stare nei 12 minuti che mi è stato richiesto. Intanto cos'è Climalia? Climalia è una startup, è la prima società italiana che si occupa esclusivamente di resilienza urbana e di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Abbiamo circa 2 anni, la nostra sede era in Veneto, ma siamo scappati dal Veneto per le condizioni di sostentamento alle imprese, siamo andati a Rovereto, progetto manifattura, che oltre a essere una regione più accogliente per le giovani imprese è anche un processo di resilienza e di trasformazione urbana del territorio. La manifattura, che era prima manifattura tabacchi, oggi diventa un incubatore di circa 300 aziende, che è riuscita ad attrarre anche grandi gruppi aziende all'interno dello stesso incubatore, e oggi si muove dietro, nella parte dietro dove prima c'erano i seccatoi, con i nuovi laboratori per diventare idee e modello di manifattura 4.0, che è poi anche quello che è uno dei temi di come si connette le città con i piccoli comuni, con i territori, come i processi industriali cambiano, come i flussi delle risorse cambiano in questa direzione, quindi meno grandi impianti e più impianti anche concentrati nell'idea di diventare una manifattura italiana, anche conoscendo quelli che sono i processi di innovazione in essere. Climalia oggi che opera però a livello internazionale, eravamo a Marrakech in supporto al governo di Mauritius Madagascar e anche con la delegazione tunisina. Operiamo a livello nazionale con il governo croato nel supporto di quello che è la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, e invece sul territorio italiano, che è quello più faticoso dove intervenire per diverse ragioni, stiamo in una collaborazione con la regione Abruzzo per la definizione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, dove poi vi citerò alcuni esempi di come si può fare anche con buone pratiche. Questo un po', e collaboriamo con lo UAV su alcune altre attività, ad esempio su tutte le attività di processi di progettazione europea. Vi racconto però un'altra esperienza che faccio anche personale. Come personale sto lavorando part-time, non è come il Comune di Milano, su una progettazione europea. La Comune Europea ha lanciato un bando, un Horizon 2020, Orizzonte 2020, come dicevano prima Giulia e Francesco, i colleghi dello UAV, che si chiamano le città faro, il progetto Lighthouse. Sono progetti demonstrativi di città smart cities. Il progetto nostro vede coinvolto 6 città, le 3 città faro sono Milano, Londra e Lisbona, le 3 città followers, come ormai fashion tutto quello del social, sono Varsavia, Burgas e Bordeaux. Però dentro all'esperienza di Milano c'è una peculiarità, che è anche uno degli obiettivi che si è dato a Milano. L'area, quando si fanno questi progetti, si sceglie un'area di intervento, un'area pilota di trasformazione. Oggi per molti le chiamano living lab, anche no? Questi laboratori a cielo aperto. Per l'area di Milano parte da Porta Romana, dove ci sono effettivamente le porte, e arrivano fino al borgo di Chiaravalle. Borgo di Chiaravalle che ha i confini della città, oltre la parte di Rogoredo. Giusto per fare una citazione, ci sono anche colleghi di Lega Ambiente dentro al progetto di Milano, c'è di Simile, Damiano di Simile, che lavora con noi attivamente in questo, che è un fermo sostenitore del progetto. Però cosa c'è? Porta Romana è all'inizio, è al centro, è una parte oggi di molto sviluppo, una parte un po' radica, la chiamerebbero anche un po' hipster della città, oggi come viene chiamata. Chiaravalle invece è un borgo fuori, c'è un buco in mezzo, letteralmente c'è un'area agricola, c'è il parco sud di Milano, e quindi è proprio disconnesso dal territorio urbano. Chiaravalle oggi che è un borgo di circa 1000 abitanti e che quindi può essere considerato un comune nel comune. E l'idea di Milano è stata quello di dire, quindi la responsabilità che devono avere anche le città e le medie città italiane, è quello di dire proviamo a fare un pilota anche su quello che può essere un borgo, perché io non devo avere la scalabilità del mio intervento sulle dimensioni urbane, ma devo essere capace di creare la scalabilità dei miei interventi sul territorio, come la città smart, anche nei piccoli comuni. Come una città come Milano può trasferire un'esperienza anche a piccoli comuni, non è sempre così assurdo.
Uno è un'esperienza che stiamo facendo su Chiaravalle, quindi di renderla autonoma o di renderla connessa al centro urbano, valorizzando tutti quelli che sono i processi di mobilità condivisa, sharing mobility, bike sharing, car sharing che siano, ma anche dal punto di vista dell'autosufficienza energetica. Questo perché all'interno dell'area di Chiaravalle, vicino c'è un depuratore, che è il depuratore di Nosedo. Noi in Italia ci lamentiamo spesso delle nostre incapacità, abbiamo uno dei migliori depuratori in Europa, viene considerato dopo Oslo e Stoccolma uno dei migliori depuratori in termini di qualità dell'acqua che viene depurata, ma anche in termini di autosufficienza energetica. Quel depuratore genera o spreca, se vogliamo dal punto di vista, circa 50 megawatt termici che oggi nel processo di depurazione non vengono utilizzati. Il processo che stiamo cercando di costruire è un processo di andare a rifornire Chiaravalle, renderlo quindi un piccolo borgo autosufficiente da un punto di vista energetico, tecnico, almeno da questo punto di vista, e poi andare a recuperare parte del calore anche rispetto all'edilizia sociale che è nelle vicinanze del problema. E questo è un primo modello di come le città o le medie città hanno una responsabilità che secondo me viene sempre più evidente anche nel rapporto istituzionale politico o di rappresentanza che c'è, di essere capaci di trasferire attraverso le proprie pratiche anche ai piccoli comuni. E l'esempio di Chiaravalle. Un altro esempio è un esempio che a me colpisce di quello che è Milano. Noi abbiamo un pilota da fare, da realizzare finanziato dalla Commissione Europea, che è la realizzazione del car sharing di condominio. Sarà una delle prime esperienze di car sharing di condominio attivate dall'amministrazione pubblica. C'è un paio di esperienze fatte dal privato, ma oggi non c'è. Però per fare questo abbiamo identificato un condominio, anzi un super condominio. Sono 700 unità abitative in 6 torri, sono 2500 abitanti in un'area che è più o meno grande come la piazza che è qui fuori. 2500 abitanti che hanno una struttura dentro 6 torri che è pazzesco. C'è un amministratore del super condominio, ci sono 3 commissioni permanenti composte da 24 persone l'una, commissione ambiente, commissione rifiuti, ambiente è verde, il giardino, commissione rifiuti e commissione riscaldamento. Ogni torre ha un suo amministratore e quando si fa l'assemblea generale si affitta un teatro che è l'amministrazione di un comune fondamentalmente. Se uno va a vedere quanti sono in un comune è esattamente questo. E quindi ci stiamo rendendo conto che alcune esperienze localizzate dentro la città di Milano possono diventare, volendo, esperienze di replicabilità anche per altri piccoli comuni nella dimensione di utilizzo, perché il nostro fine del car sharing di condominio in quel caso non è andare a sostegno delle famiglie che possiedono un'auto, ma è andare a sostegno a quelle persone che sono in difficoltà rispetto alla mobilità, quindi gli anziani per andare dal medico, gli anziani per andare a fare le spese, mentre andare a fare tutti quei servizi che impossibilitati a guidare possono avere a disposizione un condominio, del condominio, un car sharing che possa dargli il sostegno a loro e con dei costi relativamente anche bassi, perché una parte dell'infrastrutturazione è a carico dell'amministrazione, quindi sulle semplici colonnine. Semplici, sono costi bassissimi, però sono costi che sono sostenibili. Quindi anche questa è un'altra esperienza che quando si fa una progettualità o si costruisce qualcosa credo che sia utile considerare come le città e i nuclei urbani hanno l'esperienza e la capacità di poterlo replicare rispetto ai piccoli territori. E anche questo è un modo di ricollegarsi dalle due dimensioni dell'Italia che abbiamo. L'altra esperienza che abbiamo cercato di imbattere è il caso di Pegognaga. Non so se quanti di voi conoscono Pegognaga. È vicino a Pegognaga. Pegognaga è un piccolo comune in provincia di Mantova, fa 6.500 abitanti, arrivano a 7. Hanno un sindaco, Dimitri Melli, è semplicemente un sindaco coraggioso, un sindaco che conosce il suo mestiere fondamentalmente. Pegognaga è diventata a far parte di una delle città smart cities del Fraunhofer Institute, uno dei principali istituti a livello europeo, riesce ad attrarre circa 2, 3, 4 milioni di euro di finanziamenti europei tutti gli anni, pur essendo un comune molto piccolo, però è partito da una cosa che doveva fare, dove è partita la storia di Dimitri, la storia del sindaco, è stato che dovevano rifare il piano di illuminazione pubblica, hanno utilizzato gli stessi soldi che c'erano, non hanno chiesti non hanno cercato fondi extra, hanno semplicemente chiesto un miglioramento tecnico nell'offerta che verrebbe fatta. Cosa ha fatto? Ha messo la banda larga. Mettendo la banda larga ha cominciato a infrastrutturare quello che è il futuro dell'internet delle cose, tutte quelle che sono una parte di sensoristica che può migliorare l'accessibilità ai servizi mettendo il wifi pubblico all'interno di un comune molto piccolo e muovendo in questa direzione. Questo piccolo esempio, che quindi ha fatto semplicemente il suo lavoro, chiedendo sempre un miglioramento nel bando di gara, quindi non servono soldi, basta conoscere le procedure,
gli ha permesso oggi di essere all'interno di una serie di finanziamenti di consorzi importanti a livello comunitario. Dimitri eravamo di fianco a un'iniziativa a Trento Smart Week, perché presentavano Pegognaga e il Comune di Milano, e quindi ci siamo chiesti ma come mai ci hanno messo di fianco. Ci siamo resi conto di una cosa, che Pegognaga ha una serie di interessi industriali, sono una serie di aziende nelle vicinanze di Pegognaga dove c'è anche un uscito dell'autostrada, se non sbaglio. Hanno in ingresso nel comune, raddoppiano circa le persone tutti i giorni, hanno un numero di flussi di auto che entra che è elevato. Andando a fare un paragone, la famosa rapporto equazioni tra quelli che sono i numeri di Pegognaga in termini di popolazione, in termini poi di accesso di persone, il numero di auto e i numeri di Milano, ci rendiamo conto che tutti e due raddoppiamo i nostri numeri di popolazione. Milano passa da 1,5 milioni a 3 milioni, chiaro, sono numeri più grandi, Pegognaga li raddoppia, arriva da 7 mila a 15 mila. E c'era una call che si chiamava la co-creation della circolarità economica, dell'economia circolare, è una call aperta, oggi nell'Horizon 2020, ci siamo detti perché non proviamo a costruire un ragionamento simile tra le grandi città e le piccole città sull'afflusso di materie, di risorse che entrano nei territori. Perché anche se un territorio è piccolo, affronta delle problematiche che sono identiche a quelle della nostra città. Milano ha l'80% delle materie che entrano e arrivano da Genova, e tra Milano e Genova vuol dire che sono tutta una serie di piccoli territori che possono beneficiare anche di punti di interscambio, soprattutto se guardiamo un'infrastrutturazione che è quella elettrica, che oggi è finanziata dalla Regione Lombardia, ad esempio, come punti di ricarica, che può servire anche alla logistica. Lo stesso ragionamento lo facciamo rispetto a Mantova, rispetto a quei flussi di risorse, di rifiuti e non, che nell'economia circolare diventano un punto importante, che ci possono essere. Queste esperienze ci dimostrano di come i piccoli comuni e le grandi città oggi diventano sempre più interdipendenti da un punto di vista anche della gestione della mobilità, della gestione anche della logistica stessa. Io ho 1 minuto e mezzo, quindi mi muovo velocemente all'ultimo esempio. L'altro esempio è un esempio che invece ascoltavo prima rispetto ai GAL, rispetto a altro. Noi abbiamo uno strumento in Italia che ci serve per collegare i territori, si diceva, ce ne sono. Uno sono i contratti di fiume, ad esempio, che è quello che noi stiamo utilizzando in Regione Abruzzo. Stiamo chiedendo, abbiamo poche risorse per fare politiche di adattamento, per ricollegare il mare con la montagna. In Regione Abruzzo abbiamo sul fiume Pescara un contratto di fiume fatto con il centro di documentazione dei conflitti ambientali e colleghi degli ambienti che funziona molto bene, che sta portando a dei risultati importanti che sono stati presentati anche a Marrakesh insieme al Ministero dell'Ambiente. Quindi quando ci chiediamo cosa possiamo fare per ricollegare i territori, ripartiamo dalle risorse, forse partiamo dalle risorse intesi come i fiumi, quelli che possono essere i corridoi verdi che si citavano prima, che sono sicuramente un tema, i corridoi verdi che oggi possono essere anche creati a ripartire da quelle che sono quelle infrastrutture abbandonate, che dovrebbero essere riattivate come le ferrovie, ma che forse non essendoci capitali per investire o riaprire le ferrovie possono essere create per creare punti di connessione. Noi abbiamo una grande opportunità come sistema Veneto e qui che ha anche Vento, che è la pista ciclabile, il fondo della pista ciclabile che nel bene o nel male di quello che era il governo, l'ex governo di oggi, questo non si capisce ancora cosa sia, è finita in una delle 4 opere infrastrutturali dell'anno scorso da finanziare, c'era una pista ciclabile, forse grazie a è quella resta in teoria, no? Che comunque era un segnale che c'è un modo di fare connessione, no? Perché collegare Venezia e Torino con una pista ciclabile non è solo creare infrastruttura, è ridare anche visione a un territorio rispetto a tutto quello che è lo sviluppo locale. Quindi ripartiamo anche a parlare, a dare il giusto nome alle infrastrutture, non abbiamo paura di dire dobbiamo costruire le infrastrutture, dobbiamo capire quali infrastrutture costruire, non saranno un'autostrada ma una pista ciclabile, è un'infrastruttura ed è un'infrastruttura che può ricollegare le città e i piccoli territori a partire dal centro della bicicletta, anche il cibo, che è uno dei temi forse più oggi fashion che abbiamo. A Milano sicuramente con la food policy, nel senso, da questo punto ripartiamo. Io ho voluto dare un po' questi contributi, sto 14 minuti, spero.